Questa è la legge del mercato. In un'impresa tu fai i conti, entrate, uscite e costi e metti a frutto il massimo e poi ti puoi sviluppare. Sta tutta qui la motivazione che ha spinto Save a tenere chiuso l'aeroporto Canova di Treviso. A spiegarla a malincuore il presidente della Camera di Commercio trevigiana, ben sapendo che sulla base di questo ragionamento non si può dar torto al presidente Marchi. Se non riparte il turismo, l'aeroporto probabilmente non può avere un'apertura, assolutamente. Ci sono delle condizioni perché apra, ma questo da vedersi quanto riprenderà e in che tempi riprenderà l'afflusso dei turisti nella nostra provincia. Ma ci sono anche altri conti da fare, sono quelli dei dipendenti e delle attività attorno all'aeroporto. Non a caso i sindacati hanno già chiesto un incontro al presidente di Save sul futuro dei 700 lavoratori che operano a vario titolo al Canova, mentre anche la regione non nasconde una certa preoccupazione per l'intera struttura di San Giuseppe. Ora che siamo in mancanza dell'aeroporto ci rendiamo conto di cosa significa l'indotto e lo abbiamo visto sui numeri proprio delle presenze turistiche nella Marca. Insomma, il Canova non riapre per le mancate presenze turistiche in Veneto che non coprono le potenzialità del Marco Polo, ma se non si atterra a Treviso ne risente tutto il settore turistico della Marca. Marchi ha rassicurato il sindaco Conte che il piano di investimenti su Treviso non cambierà, ma molti stanno già interpretando questo stop come l'avvio del cambio di destinazione d'uso dell'aviosuperficie da traffico passeggeri a traffico merci. Meno voli ma più traffico su gomma lungo Noalese, tangenziale e strade contermini, con magari un occhio alla vicina ferrovia da trasformare in scalo intermodale. In fondo vecchi progetti legati alla Treviso Servizi. Ma si sa, a volte il passato può diventare modernissimo e da ottobre vedremo se questa sarà la sorte dell'aeroporto di Treviso.